Amici del canale, buongiorno e benvenuti in questa nuova esplorazione. Benvenuti proprio con noi perché siamo letteralmente appena entrati in questa villa che io volevo vedere tantissimo. È una bomba. E guarda, siamo solo nella prima stanza, è già meravigliosa. Abbiamo fatto 3 ore di strada praticamente per venire a vederla e sono super contenta di essere qui. Adesso mi insieme a scoprire che cosa c'è. E c'è tanto da vedere. C'è una cornetta del telefono vecchia presa là, vabbè. Siamo in quella che nel mondo Urbex è chiamata la villa del coniglio bianco, la tana del bianconiglio, l'ho sentita chiamare con vari nomi, adesso scoprirete perché se già non la conoscete. Ringraziamo gli amici di Noi Due Urbex. Yes. Perché avevo cercato questo posto per tanto tempo ma non ero riuscita a trovarlo e loro gentilmente mi hanno dato le indicazioni e basta, già perso troppo tempo. Andiamo a vedere la villa. Banane, contate quante volte dico banane in questo video. Ah, bello. Ma anche tutta È affrescata. tutta affrescata, sul Sì. soffitto, dappertutto. Sì. C'è persino questa porta, è bellissima. E è solo la prima stanza. È l'ingresso questo? Sì, l'ingresso. Macchina da cucire. Un po' di luce però. Questo è il coniglietto famoso. Il bianco, ecco perché viene chiamata la casa del coniglio bianco, la villa del coniglio bianco. Comunque in ottimo stato di conservazione. Sì. Perfetta. Infatti, mamma mia, c'è i dettagli di questo posto. Qualcuno qui è entrato a fare delle foto Sì, si vede che è un po' acchittate. Ma infatti sono voluta correre subito a vederla perché credo che sia stata messa aiuto in vendita e quindi mi dispiaceva non vederla. Ma in più questo posto sta girando tantissimo in internet e Non si sa mai. purtroppo si sa cosa succede quando girano tanti posti. Speriamo che chi ci viene, insomma, non renda pubblico il posto o lo dia solo a persone di estrema fiducia, come è successo a noi, e in maniera che resti così, ecco. Andiamo a vedere le altre stanze. Sì. Andiamo a vedere per di qua. Qui? Qua c'era non so, forse una camera da letto. Sì. C'erano pure tutti i quadri. Non c'è niente di rotto, È una bilancia. Sì, ce n'è uno anche dietro di te. Sì. No, non più, questo mi sa che era fuori. Ma non lo so, sai. Penso di sì. No? C'ha il coso? C'ha l'interruttore? Se non quelli dall'esterno l'ho già. Sì. È bellissimo. Guarda il posacenere. Sì. O il portagioie. Portagioie, no? Hai visto la luce? Qua ci sono un po' di fuoco. Guarda la torretta. No? Questa è da trucco, no? No, vabbè, aspetta. No, è un coltello. Avevo visto il manico, pensavo fosse una spazzola, uno specchio. Aspetta che ci chiudo. Ok. Qua ci sono foto saranno... Ah no, Mozart, Beethoven, Liszt. Sì, cantanti lirici. Compositori, scusami. Mamma mia. Chopin. Qui c'è una sorella
Allora io ho già sbirciato. Qua c'è lo studio. Con la scrivania, le lettere. Scusa, hai notato una cosa? Qua c'è scritto, cioè, vabbè, poi lo blurriamo perché Cavalier, primo presidente dell'istituto. Chissà quale istituto. Ma non fosse questo, invece che la villa fosse... Bisogna cercare dopo. Sì. Ascolta, se quelle cose là non funzionano, vero? No, no. Ok. Vedi, sembra quasi l'ufficio del preside. Ah sì. Congedo illimitato dall'esercito. Ancora le penne, cioè. Ci sono ancora le penne. Sì. Sembra proprio l'ufficio del preside. Sì. Vedi, allora amatissimo presidente, stesso nome di là, esempio insegna di religione, religione intemerato, costume, onestà antica, i consiglieri, i sindaci, gli impiegati, al compiersi del primo, non ho gli occhiali, decennio di vita non ingloriosa, della Banca Cattolica Santi a Antonino, non onorando la cara immagine paterna di lui. Percepito, autore della fortuna del provvido istituto, augurando che per lunghi anni ne vegli felice sviluppo con tanta sapienza, ne governava gli inizi dicembre, ma non so leggere i Dopo numeri cerchiamo. romani. Amministrazione, atto di iscrizione, esercenti ambulanti, professioni designato del 1881. Mamma mia. Passaporto per l'interno. Cioè, quindi questo faceva il mestiere di ambulante o di venditore di immagini e oggetti, ma c'è una parola non riesco a capire qua. Ma dai. C'è il bagno. E la cantina, dopo ci andiamo. Qualcuno ha fatto i bisogni, Non c'è una stanza qua? però c'è ancora Sì, che schifo. le tavole, le cose, ora c'è la spazzola, il pettine, il sapone. Sì, mamma mia. Che vomito. Vediamo se riesco a riprendere senza riprendere il... Ma quanti piani sono? No, non ci riesco. Porca vacca. È gigante. Allora abbiamo una stanza qua da fare, poi abbiamo la cucina. Questo è il salotto. Quelle volte qua? Sì. Qua ci sono delle foto che mi pare proprio l'esterno della villa. Sono dei cagnolini Un toro. fatti... Un toro, un lupo. Ma questo è l'esterno della Pare villa di dove sì. sì, ma lì siamo passati per entrare. Ah sì. Sì, ci sono persone anziane. Qua dentro cosa c'è? Non lo so. Sono rimasti un po' di Sì. bicchieri, caraffa, bibite. Guarda, mamma, questi bicchieri tutti colorati, ci sono di vari colori. Io me li ricordo. Tutti in coda. Hai visto? Sì. Io me li Belli. ricordo, ce li avevano anche i miei nonni. Sì. Bello. Ma hai visto tutto il mobile lavorato? Sì. Guarda che bello.
Vedi che le nonne mettevano la carta sopra i mobili? Per proteggerli? Sì. Bello però. Molto bello sto E posto. c'è il caminetto in marmo. Ah sì, non l'ho neanche visto. La copertura? Sì, tipo dipinto. Sì. Che E poi sopra- si toglieva, adesso non voglio... E sopra un vecchio specchio. Vecchio specchio. Lì c'è un portariviste vecchio, ora è bello. Sì. Col tavolinetto, magari era fuori, stavo lì. Questo tavolino mi sa da esterno, Mm. tavolo da esterno, c'era Sì. anche di là un altro tavolo più grande che sembrava proprio qui da giardino, no? L'avevamo portati dentro. Mm. Cioè, mi sono accorto adesso, c'è ancora la chiave sulla toppa. Cosa? C'è la chiave sulla toppa. Sì. Di qua si andava nel giardino, immagino, quelli di qua c'è l'ingresso. No. Ho sbagliato? No, l'ingresso è alla tua destra. Ah, ok. Guarda la roba che c'è qua dentro. Pazzesco. Guarda foto, carte, documenti. Vai, scatoloni. Assunzione 2013. Adesso ho iniziato a portare via. Ma vedi? C'è un... Sì, ma tipo cosa per le chiavi? Ma è troppo Ma secondo me teneva le pentole vecchie. così alto. Quelle vecchie tipo di rame. Qua è pieno di documenti. Vediamo cosa... se riusciamo a capire qualcosa. Sì, adesso arrivo subito. Ah, qua c'è una soluzione di una badante nel 2013. La badante notturna. Ah, no, sì, non riprendere qualcuno perché ho letto tutto. Boh, Ancora perfettamente conservato. del 2013, sì. Che è intestato a una persona assistita dall'amministratore di sostegno, ingegner Pinco Paolo. Banana. Ok, praticamente questa signora che ha lo stesso cognome del tizio che abbiamo visto la foto lì, quindi ma era la moglie, no perché La sorella, boh. non avrebbe lo stesso cognome, è probabilmente molto anziana, ha bisogno di badanti Vediamo. giorno e notte, infatti ci sono le L'hanno assunzioni assunta. della badante di giorno e della badante di notte. Addirittura un amministratore di sostegno, la signora, quindi forse non era proprio molto Porella. anche presente a se stessa, insomma. Poraccia. E qua appunto c'è l'assunzione di questa badante, vabbè, l'INPS, Poi ci sono buste paga, sì, contributi. c'è tutto le cose l'INPS, iscrizione ai rapporti di lavoro. Ah, eccola la signora! C'è la fotocopia, era del 17. 24 febbraio 17. Eccola la signora. E questa è la signora badante. Stai riprendendo? Sì. Ma dopo blurro tutto perché questa è un'altra badante, vedi? Badante di giorno e badante di notte. Questa è sempre la stessa. Certificato attribuzione del codice fiscale. Vabbè, insomma ci sono tutto un po' di cose. Vorrei farti notare una cosa. Sì. Però fini di vedere tutto qua perché è pienissimo. Adesso guardiamo. Guarda il tavolo, Il marmo. il marmo. Sì. E lì in fondo ci sono ancora le chiavi appese là in fondo. Adesso non va a vedere tutto bene perché adesso mi ha attirato l'attenzione. Che stravecchia questa. Di che anno è? La conservazione delle ipoteche. Scusa, abbiamo una casa dietro di noi.
È passato anche un coniglio sull'erba. Un coniglio? Sì. 1800, gennaio 1880. E parti qua, mi fido. Sembra che ci vedono. Queste sono le Sì. abitudini di casa. Sì. Ah no, è una... Non so se la signora... Tipo diario, telefonato a Gianna. Ho chiamato pomeriggio. Ho vinto con Luisa. Carte. Mi sa di sì. Vabbè, Pizza no. offerta da Luisa. Briscoletta. Che carino. Poi si interrompe. Guarda delle foglie, sì. Sì. Tipo diario. Una volta so che le donne di casa si è riempita la memoria interna. Si è dimenticato di svuotarlo. Ecco, perfetto. E dicevo che una volta le donne di casa tenevano il diario, no? Di casa, vi segnavano le spese, c'era... Ma questo è più un diario personale, ma con cose proprio... È venuta Gigetta, hanno giocato. Cioè, che bello, però. Sì. Mi ha già scritto, aprilo e guardalo splendere. Non c'è solo la vaschetta del ghiaccio qua? Ma perché la pubblicità della Ignis, no? Sì, Cioè, questo c'ha le guarnizioni che sono messe meglio del nostro frigorifero, voglio Beh, dire. andiamo a vedere di là. Questa è la cucina e servizio. Hai visto che di qua nell'altra stanza c'era tipo la dispensa, frullatoio? No, dopo no, ci arriviamo da di qua, credo. Non lo so. Eh sì, questa è proprio tipo Se è la parte più vecchia. la zona sì, di servizi, diciamo. Felce azzurro. Ma le tazzine! Non l'ho neanche viste. Mamma mia. Perfetto. La caffettiera! Ah sì. Questa maglia è la nostra, oltretutto. Ma hai notato i fermoporte? Sono tutti così. Ah sì. Tutti, anche là c'è. Sì, l'ho visto là. Ma guarda che stufa che c'è qua. Ma che quella leva lì mi sa molto da Ah, la corrente. Dr. Frankenstein. In generale, no, della corrente. Io vorrei troppo tirarla quella leva lì. Sì, ma hai visto qua? Porca miseria. Zafir. Che stufa. Termobiloni. Ah, c'è il telefono vecchio con le agende telefoniche. Poi ho bisogno un po' di luce. Sì. Frio, eh? Chiavi anche qui? Sì, ci sono ancora i whisky qua dentro. Whisky, ho capito, i dischi. Sì, whisky o... Barolo. Dietro sì. O vini. Avanti un vino. Questo credo un vino. Dietro non riesco mica a leggere. E lì cosa c'è? ci Tazze, sono- tazzine. Tazza da tè. Guarda, peccato che sia rotto. Credo che mi porta su. C'è il nome della signora scritto dietro. Giulia. Beh, Giulia posso dirlo, tanto non c'è il cognome. Con un portasapone. Cancello, giardino. Ah. Ci sono le chiavi qua. Andiamo a vedere giù in garage. Fai.
Madonna, c'è il banco sega. C'è il vecchio banco sega. Bisogna iniziare a salire. Sì. Perché io mi pensavo fosse così grande. Questa è una lavastoviglie. Questo di sì. Sì, il programma Made in Western Germany. Madonna. Sì, lavastoviglie. Vecchissima. Programma normale o breve? Basta. Spegniamo la luce. Sì, questa era la dispensa, formatoio. Sì, l'ha attaccato alla cucina. Sì. Guarda la sacchettina. Ah, i cestini. Sì. Un paio di caldaie. Le scope di saggina. Sì. E qua dietro? Mi dico battipanni. Battipanni. Questa fosse per le galline. Ma stavo guardando anch'io. Mi sa, potrebbe essere, che le tenessero qui. Va bene, andiamo a vedere la camera da letto. Direi sì, iniziamo a salire. Fosse tanto più piccole. Invece, No, non avevo capito che era così grande. questa è bella grande. Andiamo a vedere cosa c'è su. Tutti i quadri appesi. Come? Tutti i quadri. C'è un campanaccio qua. Una campana, un campanaccio. Sì. Ora vediamo quando saliamo. Sono le camere da letto. No. Sempre Giulia, la stanza. La stanza sua. C'è il vestito. C'è il vestito. Oh, La bandiera. guarda la stufa. Mamma mia. Sì. E c'è niente qua dentro. Non so. Sono i vestiti della signora. Uno solo, un paio. No, c'è qualcosa. Incredibile. Un odore terribile. La naftalina. No, proprio odore da chiuso. Qui cosa c'è? Delle chiavi, una spilla. Una spilla da baglia. Sì. Posto. Ci sarà il vaso da notte? Sì. Sì. E la carta igienica. No, ma c'è nessuno. No. Hai visto? La tavoletta. Ma hai visto i pavimenti? Sì. Sì, no, è un labirinto di stanze, corridoi. Siamo sicuri che fosse solo una villa? Non lo so, mi sa da istituto. Non so più. Altra stufa come quella che c'era giù. Mamma, che bella. Una stanza. Sì. Che posto. Vediamo, aspetta, vediamo se era il nome della signora Giulia. Alfonso. Che fosse una casa di riposo. Bisogna cercare. Magari c'è. Guarda la luce che entra. È bellissima. La foto proprio. Infatti adesso la faccio. Mi sposto. Sì, sono tutte stanze. Aspetta.
Allora, Questa è una casa di riposo. dopo cerchiamo bene, però sicuramente. Hai gli interruttori? Eh sì. Mi piace un sacco. Sì. Un'altra, ma con la culla? No. La colletta. Qua non c'è la cosa. Sì, è dietro però. Sì, mi hai visto la stufa? Eh sì. Sì, Letti. perché non ci sono tanti si Queste- fuga, si scaldava tutto. Sarà la stanza matrimoniale. Ma che letto corto. Una volta usavano così. La colletta. C'è una foto della colletta della stanza. Che posto. Qua ci stanno i bagni, di qua un'altra camera. Questa è la stanza della signora Wanda. Questa è il lavandino, vedi? Questo è il lavandino. Eh sì. Anche la casa. Che posto, però. Sai che io questa... la cancetta. Visto? L'ho già vista. No, non sbaglio forse. Non so se riesco a fare una foto in velocità. Se no lo faccio qua fuori. Sì, poggialo fuori. Vado a dare un occhio di qua. Mamma che vetrata che c'è. No, spettacolare. Sì? Dimmi. Qua.